Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere a Sammy Varin, ancora il buongiorno. Abbiamo ascoltato la dichiarazione del voto della Lega per quanto concerne il decreto legge sulle bollette. La fiducia arriverà proprio nei prossimi minuti per poi passare al Senato e avete sentito, sono comunque buone notizie. Il buongiorno da Sammy Varin ve lo porto tra pochissimo con i vostri messaggi arrivati in mattinata e anche al momento al 340 67 09 659. Lo sapete, sulla nostra radio è possibile commentare in tempo reale le notizie, soprattutto quelle che vi legge Sammy Varini in rassegna stampa, ma purtroppo i siti principali si sono aggiornati con una brutta notizia da Busto Arsizio in provincia di Varese, dietro casa mia. 14enne violentata e picchiata da un ragazzo di 21 anni conosciuto online, scrive il Corriere. 50 giorni di prognosi per le ferite. I due dialogavano in rete da tempo, poi l'incontro e l'aggressione alle 20 di ieri in un'area dismessa di Busto Arsizio. L'uomo è stato arrestato dalla polizia locale chiamato da una residente della zona che ha sentito le urla. Così il Corriere. Vediamo Repubblica. Busto Arsizio, ragazza di 14 anni violentata da un uomo conosciuto sui social, arrestato mentre ancora la sta picchiando. Da un uomo. Un uomo, chissà. Che uomo sarà? Nessuno lo specifica. Per saperne di più ho dovuto andare sulla pagina Facebook di Silvia Sardone. Un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza a Busto Arsizio, provincia di Varese, con l'accusa di avere picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social. Un 21enne di origini nordafricane che nessuno specifica. Una vicenda terribile e indecente per questo criminale, castrazione chimica ed espulsione. E c'è anche la locandina chiaramente da condividere, soprattutto voi che abitate nella culla della Lega in provincia di Varese, la picchia e la violenta per strada, l'orrore del nordafricano sulla 14enne conosciuta sui social e chiaramente la paura di noi genitori, il monito per tutti noi genitori. Cerchiamo di controllare per quanto possibile il telefonino delle nostre figlie o per voi nonni dei vostri nipoti. So che è difficile perché prendere in mano il telefonino di nostro figlio è praticamente impossibile, anche perché c'hanno le password, eccetera, ma ogni tanto bisogna capire con chi dialogano e chi frequentano. Certo, alle 8 di sera uscire di casa da sola. In casa Varin non funziona questa cosa, non so, a casa vostra. Sempre ben accetti i vostri consigli al 340 6709 659, ma a proposito d'amore giovanile, sto per lanciare la canzone indipendente di Eva, così si fa chiamare in arte. Il pezzo si intitola Come, anzi, cosa siamo stati e racconta quel viaggio d'amore tra alti, bassi, nuove consapevolezze che ci ha fatto sognare di sicuro almeno una volta nella nostra vita ed è chiaro, poi quando arriva il momento che finisce questa storia d'amore, punto, finisce, ma ci sono i ricordi, belli, brutti, ma bisogna accettare la fine di questa storia d'amore. Nel caso del nordafricano non era mai neanche cominciata la storia d'amore? Oppure sì? Non lo sappiamo. Certamente è finita con un dramma, con una violenza sessuale a Busto Arsizio in provincia di Varese, dove se non erro c'è il centrodestra che governa, non la Lega, in modo particolare, non mi pare. Ne torneremo a parlare. Ce l'ascoltiamo. Eva, cosa siamo stati?
Ce lo chiediamo un po' tutti, quando finisce una storia d'amore, anche in senso buono, signori, cosa siamo stati, quante ne abbiamo combinate insieme, ed è bello anche ricordare le pazzie che si sono fatte per amore. Il problema è che oggi poi per amore succedono altre cose quando la storia d'amore finisce o addirittura quando non comincia assolutamente. Abbiamo visto la terribile notizia in questo momento su tutti i siti. Busto Arsizio, ragazza di 14 anni, violentata da un uomo conosciuto sui social, un 21enne di cui nessuno specifica la nazionalità. Bisogna avere voglia certamente di spulciare e poi vieni a sapere che è un nordafricano. Cosa vuoi aggiungere, Francesco? Dimmi, vuoi fare Segui la Lega? Lo so, sta diventando leghista, ragazzi. Sono preoccupato. Quando i registi mi diventano leghisti, diventano pericolosi. Potere al popolo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Potere al popolo, certamente. Grazie a tutti voi che mi state scrivendo al 340-6709-659. Prendete al volo quest'occasione per commentare le notizie del momento e certamente non ci sono buone notizie quando non sono buone. Oh, questa è buona. Vediamo un po'. Claudio Borghi ha appena pubblicato A Monfalcone. Direi che il risultato si sta delineando in modo piuttosto chiaro. Sopra il 70%. Per un momento vi faccio soffrire, dice la lista islamica. No, il centrodestra e Lega più Civica, Lega Cisint, oltre il 50%, insomma, stiamo vincendo. Fa capire il lavoro pazzesco fatto negli anni da Anna Cisint in un contesto difficilissimo. Bravissima. Candidato Luca Fasan sta quindi per essere proclamato sindaco di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Il paese è diventato un po' una prova tecnica di trasmissione dal punto di vista politico, perché per la prima volta è nato un partito islamico da una costola del PD e c'era il candidato islamico con tutti i possibili consiglieri comunali, assessori islamici, e non c'è niente da ridere. Grazie naturalmente a chi mi ha segnalato una buona notizia, Stefano. Ci vogliono ogni tanto le buone notizie, mica soltanto le cattive. Ciao Sammy, ho appena ascoltato la rappresentante in Parlamento, mi sembrava una di lotta continua, bonus per deboli, chissà chi sono, le famiglie disagiate e così via. Basta che abbassino le tasse alla classe media che la Lega la vota. Caro Walter, c'è da lavorare moltissimo sul fronte bollette, e se c'è qualcuno che sta lavorando è proprio il rappresentante della Lega, che è anche il sindaco Gusmeroli in quel di Arona in provincia di Novara, e dobbiamo ringraziare lui. Poi se ti sembra una di lotta continua, certamente va bene, pazienza, e vorrà dire che siamo diventati tutti elettori di lotta continua. No, il problema è che non c'è nessuno che si accorge di queste classi disagiate, che si accorge che si fa fatica a volte a spostarsi da una classe all'altra, riguardo chiaramente chi è protetto, chi non è protetto sul fronte bollette del gas, energia, e magari ci vuole un aiuto. E il sindaco Gusmeroli ha aperto questo sportello in provincia di Novara, ad Arona sul lago, dedicato proprio a chi ha problemi a pagare la bolletta, a chi non riesce ad arrivare alla fine del mese. Sarà lotta continua? Non lo so, forse è una lotta che fa soltanto la Lega, perché manca l'informazione, perché gli anziani a volte si vergognano di dire non ce la faccio a pagare la bolletta. E invece no, bussate alla porta del vostro sindaco, fatelo, perché il sindaco serve a questo, signori. Basta terrorismo sinistro, mi scrive Silvio, la borsa scende ma poi risale ed è tutta gente che ha soldi da investire, giornalai e tv inguardabili, come ai tempi del Covid. Bravo Silvio, è vero, abbiamo parlato prima con Claudio Borghi Aquilini. Se vi siete persi la sua scuola di magia, la trovate facilmente sul sito radiolibertà.net cliccando podcast. E ancora,
Non esiste che questa radio si beve qualsiasi notizia inventata da giornalisti guerrafondai. Quello era un centro comando della NATO in mezzo alla città, quindi tira le somme. Beh, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, non è questione di bere, è questione che il mio compito è fare la rassegna stampa la mattina. La rassegna stampa vuol dire che vado a leggere i quotidiani ed è già tanto che non vi ho rotto troppo le palle su questo argomento, perché altrimenti ero qui ancora adesso a leggere la prima pagina del Corriere e sarei andato avanti fino a notte. Cerchiamo di saltellare da una notizia all'altra e soprattutto appunto di non esagerare con questi giornalisti guerrafondai. Vero, certo, ma come dico sempre, la verità sta nel mezzo. E ora chi ci risarcisce i milioni spesi per far andare avanti e indietro le navi? Chissà di cosa parlerà questo ascoltatore. I nostri anziani che frequentano le balere lo sanno che l'Islam non le ammettono, neanche le balere, è vero, neanche le balere, niente gay, niente lesbiche, niente transessuali, e neanche le balere. Dio mio, meno male che non ha vinto il partito islamico, a poveri monfalconesi. Sì, il nucleare è moderno ed è futuro. A Ravenna vogliono fare in mare un grande parco eolico, proprio in mare, un mostro, quando anche Trump ha stoppato l'eolico. A Ravenna, se occorre, piccola centrale atomica con nuovi parametri, ma silenzio. Sì, e poi, chiaro, questo convegno sul nucleare ne parliamo domani, avremo il Focus Lombardia intorno a quest'ora e ne parliamo con il consigliere regionale Pase, ma cominceremo a trasmetterlo, questo convegno, nei prossimi giorni. Si è svolto ieri al Palazzo Pirelli qui a Milano, organizzato dalla Lega e proprio dal consigliere Pase con altri, e per la prima volta se ne parla seriamente, e fino a qualche anno fa era impensabile avere una sala gremita come è stata ieri per parlare di nucleare. Questa volta la sala era pienissima ed è un segnale importante che non viene sottovalutato anche dai giornaloni, perché oggi sul Corriere c'è proprio un paginone riservato al nuovo nucleare portato avanti dalla Lega, da Matteo Salvini, che è intervenuto ieri. A Desenzano, ormai è diventata Chinatown, tra decine di ristoranti, bar, negozi, bazar, mercato, bancarelle, tutte cinesi. Chi vuole vendere vende a loro, tra silenzio delle istituzioni e forze pubbliche che non si interrogano da dove arrivano i loro misteriosi miliardi. È vero, da una parte cinesi, dall'altra parte gli islamici. Non so neanch'io chi è peggio. Che ne pensate? 340 67 09 659. La verità è che si stanno comprando pian piano la nostra bella Italia, interi quartieri, quelli importanti di Milano. Avete sentito oggi sulla stampa? Persino a Torino, l'Araba Torino si scrive oggi sulla stampa. Buongiorno, certo che svendere il proprio paese per avere il voto degli islamici è un tradimento del popolo italiano, altro che partigiani, scrive Mary. E poi Luca, se a Monfalcone vincessero i baciapile piegati ad est, si potrà ancora portare i maiali in piazza il 17 di gennaio. Sant'Antonio, aiutaci tu, speriamo in una nuova Lepanto, ma no, dai, non ce n'è stato bisogno. Hai visto che pare che veleggiamo sul 70% come centrodestra a Monfalcone e speriamo non ci siano sorprese neanche a Pordenone. I vostri WhatsApp al 340 6709 659, ma anche e soprattutto gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Tra poco ve ne leggo qualcuno. La Germania, con la complicità dell'Ucraina, cerca la rivincita dopo la patosta presa nella seconda guerra mondiale. Qualcuno cerca una guerra totale, follia pura, ci scrive Battista. Hanno sfasciato il CPR nuovo, dormono per terra in cortile sotto la pioggia, scrive Marco. Sì, ne parla oggi Il Tempo, unico quotidiano che ne parla. Gli amici clandestini
ammanettati che sono giunti in Albania, appena gli hanno tolto le manettine, le fascettine, hanno distrutto il centro nuovo di zecca. Ci vorrebbe un Orban anche in Italia, scrive qualcun altro. Che cattivo. Semmi una riflessione, ma non è che il decadimento occidentale è strettamente legato allo sviluppo dello Stato laico? Così rinuncia alla tradizione, alle origini delle nostre culture e identità. Io tornerei volentieri a una religione di Stato riconosciuta, legittimata per legge, dunque solo giudaico-cristiana. Al bando tutto il resto, ci scrive Luca. E ancora, buongiorno, sono contro il referendum. Zitti, zitti, che adesso se ne comincia a parlare. Si stanno organizzando, Landini comanda e gli altri rispondono a bacchetta, gli altri del PD naturalmente. Se prima non si liberano di quello svitato di Kiev non arriveremo a nulla di buono, ci scrive Joe. D'accordo, sto per fermarmi. Chi è questo qua? Ah, già, sono le minacce mi arrivano. Le minacce di un collega chi è che devo invitare? Senti un po' questo audio, questo video, trasmettiamolo. Questo è simpatico, vai. Il video. Allora, ciao Sammy Varin, questa è Freedom Street Radio, io sono Davide Chiurazzi, detto il Pirata, la trasmissione è tutto, niente. Loro sono il Legend, Acoustic Legend. Ma chi sono? Ma chi sono? Allora, se non le ospiti nella tua trasmissione, sei una merda. Ciao Sammy. Ma come ti permetti? Il Davide Chiurazzi, che a questi microfoni ha parlato tanti anni fa su una radio internetara, e chi sono questi? Cantano, ballano? Minaccia il Davide Chiurazzi. Ah, tranquillo, verrò a fare casino anche nella vostra radio. Poi vediamo chi ha ragione. Intanto, dicevo, tanti appuntamenti da non scordare sul sito legaonline.it, ma c'è una telefonata e allora la prendo. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Io telefono sempre riguardo di Trump perché non mi vanno giù naturalmente i dati. Perché Trump, signor Sammy, è spaventato dal debito pubblico americano, fa dietro front. Il debito americano è peggio secondo me di una bomba atomica. I tassi americani in rialzo. La Cina in questa occasione, signor Sammy, non ha comprato i titoli americani e Trump la punisce e porta le sanzioni al 125%. Trump secondo me è rimasto un bambino che fa i capricci. Quale credibilità, signor Sammy? Come può pensare di recuperare il settore manifatturiero che gli USA, mi sembra stessi, hanno trasferito in Cina, Vietnam eccetera, per straguadagnare? Gli USA possono solo adoperare la legge della forza, secondo me, e se i dazi non funzionano non rimane che la forza militare. Ma il mondo, signor Sammy, è cambiato. La saluto e arrivederci. Grazie cara. Sì, lo diceva anche la nostra astrologa, prima di sparire tra i pianeti, ma adesso speriamo che si posi tutta questa polvere, che si capisca qualcosa di meglio. Allora a quel punto l'astrologa, certo, la ritiriamo in ballo perché può vedere qualcosa verso il futuro. Al momento solo chiacchiere, solo bla bla. E avete capito che anche nella nostra rassegna stampa lo spazio per i bla bla è pochissimo. Gli incontri sul territorio targati Lega, tra pochissimo vi porto al gazebo della Lega ad Aosta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2. Con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita dalle mani, dita dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene
Amici, non è che uno dice, ah beh io sono uno sportivo, e beh io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2. E non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di 1 mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Che ricordi signori. Allora, da una parte i 900 con questa storica canzone Moving On, ma questa è una versione nuova, nuovissima e non sono neanche i 900. Questo pezzo si intitola All My Heart ed è di Irene Cara, Irene Care, come si dice anche, è la versione americana di Moving On dei 900, pezzone cult anni 80 che oggi si veste a nuovo per affrontare
un pubblico diverso grazie al remix by Zio Peter e Bruni. Trovate tutto facilmente su YouTube scrivendo All My Heart Irene Cara. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Ma certo, ci colleghiamo proprio con Aosta città, dove c'è un gazebo della Lega con il consigliere regionale della Lega Valle d'Aosta, Eric Lavie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Sami, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere con noi. Siamo lì con Piazza Porta Pretoria ad Aosta e c'è questo gazebo. Per che cosa? State raccogliendo firme per che cosa, Eric? Allora, il gazebo diciamo ha una doppia funzionalità. Vabbè, noi siamo sempre stati sul territorio in questi 5 anni e non solo in questi 5 anni. Il primo motivo per cui c'è il gazebo è perché stiamo raccogliendo delle firme per indire un referendum sulla legge elettorale valdostana, che è abbastanza un unicum nel territorio italiano, che prevede appunto l'elezione del Presidente della Regione tramite il Consiglio. E questo porta a tutta una serie di instabilità. Infatti negli ultimi anni abbiamo avuto, ormai si perde il conto di quanti presidenti di regione uno dopo l'altro, proprio perché non c'è stabilità. Noi con questo referendum, con questa raccolta firme che vogliamo portare appunto ad avere un referendum, vogliamo in qualche maniera ad avere un sistema molto più stabile che impedisca i ribaltoni, i cosiddetti ribaltoni, i cambi di governo in corsa, in modo da dare una garanzia nel tempo, al di là di chi governi, per carità, perché comunque è giusto che se i cittadini scelgono un certo tipo di partiti, questi possano governare nei 5 anni e dopo 5 anni ovviamente gli elettori fanno di nuovo i conti e scelgono di nuovo quelli che hanno governato o scelgono qualcun altro, un'alternativa. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché comunque Aosta sta diventando come tutte le città, praticamente. Una volta era una città molto tranquilla, adesso abbiamo tutta una serie di problematiche legate alla sicurezza, alla desertificazione commerciale, per cui tutta una serie di negozietti, di piccole attività nel centro stanno chiudendo perché da un lato non sono più sostenibili, c'è anche tutto il discorso degli affitti, ma anche perché ci sono scelte dell'amministrazione comunale della città di Aosta a guida sinistra e Unione Valdoteno che non va incontro, anzi col discorso delle piste ciclabili e quant'altro sta facendo il male dei piccoli esercizi commerciali. E qui lo ricordiamo, una mania del centro-sinistra del PD, lavorano con lo stampino e quindi in tutte le piccole e grandi città governate dal PD bacchettano su molti argomenti, come chiaramente le zone vietate al transito delle automobili qui a Milano, le famose zone per le biciclette, quindi queste strisce che non si capisce ma c'è la pista, non è una pista, finisce di colpo e dove va a finire la bicicletta, ma anche le batoste che ti fanno passare la voglia di aprire un esercizio commerciale o se è un esercizio frequentato come un bar, un ristorante, un luogo dove si fa musica e ti fanno chiudere presto perché altrimenti dopo si disturba dopo una certa ora e chiaramente poi chi esercita dice vabbè allora non apro più neanche, inutile pensare di fare musica, di aggregare i giovani quando poi bisogna andare a letto con le galline. Argomentazioni importanti per chi vuole fare commercio e in certe zone, ripetiamo, non è più possibile o ti mettono una burocrazia così paurosa e la burocrazia sappiamo benissimo chi l'ha inventata, il PD. C'è anche una buona notizia però, ho letto a proposito di centrodestra, nel centrodestra valdostana c'è una nuova entrata, quindi una forza che si aggrega al centrodestra che magari potrà dare una mano per la prossima campagna elettorale. Renaissance. Esatto, esattamente. La Renaissance è un movimento che non è nato da tantissimo, ma credo abbia all'incirca 5 anni e diciamo esprimeva il principale partito, al di là della coalizione che poi è risultata vincitrice, proprio ad Aosta. Quindi sicuramente è un ottimo ingresso che può dare un contributo importante per la città di Aosta, ma anche appunto a livello
regionale, e dimostra che comunque il centrodestra è attrattivo. Il centrodestra si sta creando come una reale alternativa a quello che è il governo che c'è sempre stato praticamente qui in Valle d'Aosta negli ultimi decenni. Quindi salutiamo ovviamente con molto favore questa entrata nel centrodestra di questo movimento, che potrà contribuire veramente ad un cambiamento di questa regione. Dai, prepariamo, ci avviciniamo alle elezioni. Intanto, visto che siamo ad Aosta, ricordiamo che ci sono stati interessanti appuntamenti negli scorsi giorni e ce ne saranno nei prossimi. Venerdì scorso c'era il sottosegretario Andrea Ostellari per parlare di giustizia e del problema carceri. Giovedì prossimo, 17 aprile, sanità valdostana e nazionale, stiamo inquadrando il volantino, azioni immediate e sfide future, proprio ad Aosta presso la sala conferenza Hotel HB in via Malherbe, con Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega qui in Lombardia, Rossana Boldi, già vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il capogruppo della Lega Andrea Manfrin in Valle d'Aosta, il dottor Riccardo Brachet-Contul, segretario regionale Assomed, il dottor Francesco Macri, dietista, moderato da Paolo Sammaritani, vicepresidente del Consiglio regionale. Quindi Aosta ancora al centro del dibattito, in questo caso per un argomento importantissimo come la sanità, quella valdostana e quella nazionale. È vero, Eric? Assolutamente sì, purtroppo non siamo più l'isola felice di una volta. Una volta la nostra sanità era veramente un'eccellenza. Adesso mettici il Covid da un lato, ma mettici anche tutta una serie di problemi strutturali dell'ospedale e la politicizzazione della sanità. Oggi patiamo veramente da un lato una carenza di medici, dall'altro un rimanere indietro rispetto a tutta una serie di altre regioni che invece stanno facendo passi da giganti per la ricerca, per la sanità, per la cura, e quindi questo non possiamo permettercelo, soprattutto per una regione di confine che subisce la concorrenza molto essenzialmente della Svizzera, per cui in tanti medici hanno preso e sono andati in Svizzera. È una scelta del tutto legittima, perché le condizioni lavorative e anche stipendiali sono molto migliori rispetto alle nostre. Sta a noi in qualche maniera trovare una soluzione per far tornare la nostra regione attrattiva, ed è proprio questo lo spirito dell'incontro di giovedì prossimo. Interessante, giovedì 17 aprile, ore 20:30, Aosta, sala conferenze dell'hotel HB in via Malherbe. Se volete proseguire la chiacchierata con Eric Lavi, l'appuntamento è in piazza Porta Pretoria ad Aosta fino alle ore 13 questa mattina, il gazebo della Lega. E io ti ringrazio, Eric, un saluto ai tuoi concittadini, ci risentiamo presto. Assolutamente, grazie Sammy e buona giornata a tutti. Buona giornata, e approfitto per salutare i tanti amici, simpatizzanti, militanti della Lega. Molto spesso ci ascoltate dal gazebo, aspettando che passi qualcuno, all'uscita della messa ancora meglio, ragazzi, quando è l'ora della messa è il massimo, e si accende Radio Libertà. Non ci vuole niente, lo ricordiamo, sul sito radiolibertà.net, se avete un computer sul vostro banchetto che raccoglie firme, o semplicemente sul vostro telefonino, cercando in App Store l'applicazione, si chiama così, di Radio Libertà. Siamo ritornati, siamo presenti, siamo spariti per qualche mese come applicazione, adesso ci siamo. Cercate in App Store Radio Libertà, scaricate gratuitamente la nostra applicazione e potete tranquillamente ascoltarci o anche vederci, se siete curiosi, utilizzando il vostro telefonino con il collegamento internet del vostro telefonino. Abbiamo ancora una manciata di minuti e io ne approfitto, lo sapete, per leggere gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Chiaramente facciamo il tifo Monfalcone, le cose stanno andando non bene ma benissimo, e mi fa decisamente piacere.
Roberto Vannacci. Roberto Vannacci, adesso che è ufficialmente della Lega, insomma, qualche appuntamentino sul territorio lo snocciolo anche più volentieri. Roberto Vannacci arriverà anche in Campania. Voi che ci seguite dalla Campania, venerdì 16 maggio, segnate in calendario, alle 17:30 il generale Vannacci sarà all'Hotel Parco di Gragnano, in provincia di Napoli. Bel volantino che gira in queste ore: immigrati in Albania, il PD vuole togliere le manette agli stupratori. Sinistra indignata per le farcette ai polsi degli stranieri, ma oltre il 60% ha dei precedenti, ma soprattutto ne parla solo Il Tempo quest'oggi. Avete sentito che casino? Hanno distrutto la loro ala del centro. Quello in Albania, nuovo di zecca, decisamente, mamma mia. Roberto Vannacci arriva anche dove? A Gardone Riviera. Questo 17 aprile alle 18:30, scusate, presso Palazzo Wimmer, ex Casino di Gardone Riviera, con ingresso libero, in dialogo con Manuela Bresciani di Globe Today. Quale cultura per l'Europa? Sfide e prospettive in un'epoca di conflitto. Questo 17 aprile, ore 18:30, Palazzo Wimmer ex Casino a Gardone Riviera. Alle 20:30 una cena esclusiva, ma su prenotazione. Roberto Vannacci sarà anche in provincia di Varese, 23 aprile a Varese città, via Carrobbio 3, 23 aprile ore 19 al Liceum Caffè Ristorante. Prenotazione obbligatoria, datevi da fare. Vediamo cos'altro si muove sul fronte appuntamenti da non scordare. Naturalmente il sito legaonline.it, è possibile farmi avere il vostro appuntamento che riguarda la vostra sezione della Lega attraverso internet al 340-6709-659. Mi inviate un WhatsApp, certo, e io ve lo leggo. Per chi ci segue dalla provincia di Bergamo, da segnare in calendario 2 maggio, ore 18, Foresto Sparso, provincia di Bergamo, al bar caffetteria Da Luca, che ci ascolta, un incontro con apericena dedicato alla caccia, con le modifiche alla legge che riguarda i cacciatori, il calendario venatorio nella prossima stagione, le munizioni di piombo, la legge Brambilla sugli animali, deroghe, roccoli, valichi montani e naturalmente il problema lupo. Invitate le associazioni venatorie e tutti i cacciatori, perché interviene il responsabile dipartimento gestione faunistica e caccia della Lega, onorevole Francesco Bruzzone. In calendario 2 maggio, ore 18, Foresto Sparso, Bergamo, al bar caffetteria Da Luca in via Tremellini 1. Da mettere in calendario anche la festa della Lega di Imbersago, una delle primissime che ci arriva per la prossima estate. Chiaramente salutiamo anche gli amici di Bergamo che stanno per riapparire alla grande con le loro feste, in questo caso la Brianza di Imbersago con la Lumbar Fest dal 18 al 20 luglio presso l'area feste di via Resegone, intrattenimento danzante, interventi politici, ma soprattutto buon cibo. Segnate in calendario dal 18 al 20 luglio Imbersago, piena Brianza. E in Albania paghiamo i guardiani per cosa? Non hanno tesero manganelli da spaccargli le gambe? Solo con noi italiani succede, vedi in altri paesi, ora stiano al freddo e alla fame. Mamma mia, che schicume le cative. No, diciamo che siamo un po' incacchiati perché il PD li ha difesi dicendo poverini, gli hanno messo le fascette ai polsi, eccetera, e questi appena gli hanno tolto le fascette hanno distrutto tutto. Tu dici non dovevi mettergli le fascette, ma sai com'è? E sono violentatori e gente che stupra, che picchia, uno gli fate fare il viaggio così a Legher. Ditemelo voi cosa ne pensate. 0292947222. Sono qui per cosa? Se no per ascoltarvi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Graziano, chiamo da Gallarate. Salve, sei Marino. Ciao. Guarda, quello che volevo dire
il discorso finale di Salvini, fatelo vedere, fatelo sentire spesso, e poi anche le televisioni dovrebbero diciamo farlo vedere e sentire quello che ha detto, delle cose molto importanti che penso che se la televisione, visto tante televisioni che hanno fatto vedere appena perché altrimenti un discorso del genere diciamo tocca tutte le persone, non avrebbe quel 9% lì, ma avrebbe il 30% eventualmente di quello che ha detto, la serietà di questa persona. E ripeto, se Salvini ascolta deve essere sempre coerente con le prossime idee, non essere sempre d'accordo con il governo e così via, perché così eventualmente con questa serietà noi andiamo avanti, perché altrimenti stiamo riducendo, come ripeto sempre, che ho detto 3 volte, siamo tutte le bellezze che c'è in Italia, ma il resto è un paese di pagliacci. Grazie, buona giornata. Grazie a te. Tu sai che la figura di Salvini è stata demolita dai giornaloni, da quello che in questi anni si sono inventati i giornaloni per demolire la figura di Salvini, che però è assolutamente ancora perfetta, in gambissima, e soprattutto le proposte della Lega molte volte si stagliano anche da quelle di un certo centrodestra troppo buonista. Ed è proprio per questo che ci siamo noi di Radio Libertà, e non pensiamo di avere la verità in tasca, ma pensiamo di dire quello che gli altri non vogliono o non possono dire. In questo caso su Matteo Salvini e sulla Lega, e vi stiamo ritrasmettendo in questi giorni intorno alle 10 del mattino il congresso della Lega che si è svolto l'altro weekend. Ogni giorno intorno alle 10 e poi in replica la sera dopo le ore 21. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, sei in linea. C'era, ma non c'è più. Gli altri non vogliono dire. Eccomi, ti ascolto. Ecco, a proposito di quello che gli altri, come tu dici, non vogliono dire, ma anche voi non dite, ovvero Monfalcone, ma voi non fate i conti con l'Oste. E chi è l'Oste? L'Oste è la Fincantieri, è lì che è nato il problema. Non sapevano più dove andare a recuperare manodopera e hanno assunto tutti i bengalesi, gli africani, gli islamici. È qua il problema. Quindi spostiamo quella produzione in un altro porto, glieli mandiamo a Ravenna dai loro amici del PD, che così lì faranno nel loro comune il partito islamico nazionalista, che poi tra l'altro, perché islamico se l'Italia non ha ancora firmato i diritti dell'uomo? Non interviene qui il Ministero degli Interni? Che facciamo? Che aspettiamo? Si parla solo di fascismo? Grazie caro. Anche qualcosa di più del ministro degli interni. Questi non hanno firmato nessun concordato con l'Italia e neppure la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Stiamo parlando degli amici islamici, amici perché hanno tanti soldi, quei paesi che si stanno comprando interi quartieri delle nostre grandi città. C'è un business agganciata su internet da un amico online di 7 anni più grande di lei. Poi l'appuntamento finito in modo spaventoso. Una 14enne è stata brutalmente picchiata e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, Varese, intorno alle 20 di ieri sera. In arresto è finito un 21enne residente a Rozzano, nell'Interland milanese. Sono su Repubblica, ma neanche il Corriere dice di che nazionalità è questo 21enne. E io mi incazzo, perdonami, mi incazzo. Allora, questi cosa sono? Giornalisti professionisti? Oppure cosa sono? Ma cosa sono questi? Non lo dice, non lo specifica. Non viene raccontato che un nordafricano, no, che fa il bello e cattivo tempo in perenne emergenza sessuale, già. E per lui, voi donne, siete degli scherzetti con cui divertirsi, è vero. C'è un'ultima telefonata? Pronto? C'era, e giustamente l'ho fatto scappare via e mi scuso. Sì, è la notizia di apertura di tutti i siti in questo momento. A Busto Arsizio, una ragazzina di 14 anni violentata e picchiata al primo appuntamento da un 21enne
conosciuto online, 50 giorni di prognosi. Attenzione ai nostri figli, ai nostri nipoti. Qui c'è Sammy Varin che se ne va, certo, sono le 11.57, tra pochissimo ancora informazione, la nostra controinformazione. Io torno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.